benvenuti, oggi è lunedì 3 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 9:26 e cala alle 23:31. Oggi si celebra San Tommaso. Il nome Tommaso deriva dall'aramaico e significa gemello. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro, il metallo il rame. Desiderate un materasso come nuovo? No, non siete finiti in una televendita, ma vi do qualche consiglio su come igienizzarlo. Il bicarbonato può essere un ottimo alleato per eliminare la muffa e assorbire l'umidità. Basta cospargerne 2 manciate sulla superficie e lasciarlo agire per 10 minuti. Successivamente girate il materasso e ripetete l'operazione dall'altro lato. Dopo il tempo di posa, rimuovete l'eccesso di bicarbonato con un aspirapolvere. Non posso garantirvi che sarà più comodo, ma sicuramente sarà più pulito. Sono 39 le candeline per la showgirl Francesca Cipriani, considerata una delle maggiorate più famose d'Italia. Ha iniziato la sua carriera in televisione come inviata e conduttrice del telegiornale di un'emittente abruzzese. Nel 2006 ha guadagnato notorietà partecipando al Grande Fratello. Oggi è una soubrette con 1 milione di followers su Instagram e frequente ospite nelle trasmissioni di Mediaset. L'intramontabile Tom Cruise compie oggi 61 anni. Da pilota dell'aeronautica con Top Gun ad agente speciale della CIA con Mission Impossible. I suoi personaggi lo hanno catapultato nell'Olimpo delle star di Hollywood. È stato candidato 3 volte ai premi Oscar per i film Nato il 4 luglio, Jerry Maguire e Magnolia, per i quali ha poi vinto 3 Golden Globe. Nel 2012 è stato l'attore più pagato di Hollywood, guadagnando 75 milioni di dollari. È noto anche per la sua adesione alla setta religiosa di Scientology, da cui è recentemente uscito. Infine oggi compie 58 anni l'attore e conduttore TV Flavio Insinna. Nato a Roma da padre siciliano, come attore si forma al laboratorio di Gigi Proietti. Dopo diverse esperienze nel cinema con ruoli secondari è stato la televisione che ha dato la svolta alla sua carriera, principalmente attraverso la Rai, prima le fiction Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, poi le conduzioni di Affari tuoi e L'eredità. Di corsa, tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore. Così la mattina del 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Karl Benz presenta al mondo il suo patent Motorwagen. Questo veicolo, conosciuto anche come velociped, è considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Rappresentò una vera e propria rivoluzione che avrebbe cambiato la storia dei trasporti. Voglio essere libera come una farfalla. Beh, in quanti dicono questa frase? Ma siete consapevoli che le farfalle non possono volare se hanno freddo? Questi affascinanti insetti sono animali a sangue freddo e non hanno la capacità di regolare la loro temperatura interna, dipendono dalla temperatura dell'ambiente circostante. Quando la temperatura scende al di sotto dei 12 gradi rimangono praticamente immobili, impossibilitati a volare. La loro temperatura ideale si aggira tra i 28 e i 35 gradi. Tuttavia, anche oltre i 35 gradi le farfalle cercano un po' di riparo. Quindi attenzione a tatuarvi questa frase, perché alla fine le farfalle non sono così libere come potremmo pensare. Il nostro Marco Amato è qui per darvi un'anteprima della vostra giornata. Buongiorno ai 12. Oggi iniziamo la settimana con un magnifico plenilunio tra Cancro e Capricorno. Vediamo i 12. Ariete. Il plenilunio inizia con una quadratura di Luna e di Sole. Qualcosa di poco chiaro? Sta per essere tutto svelato. Bene, preparatevi. Volevate risposte? Eccole. Toro. Il cielo di oggi presuppone un plenilunio molto amico, trigono della Luna e sestile del Sole, e su Giove che verte un po' tutto quanto, quindi iniziate la settimana con positività e con una voglia di mandare avanti i progetti che adesso trovano finalmente una strada fortunata, approfittatene. Gemelli, si è aperta per voi una configurazione che promette una serie di agevolezze in campo economico. Sfruttate bene la posizione in seconda casa di Sole e di Mercurio, che magnificati da un plenilunio, anche se in opposizione, vi faranno fiutare l'idea giusta.
Cancro è una delle più splendide giornate dell'anno per voi, proprio perché il plenilunio d'opposizione sembra quasi una contraddizione in termini, ma forse questo può configurare l'inizio di un avvio di una nuova era della vostra vita, di un dialogo nuovo e sicuramente di una ripresa più forte rispetto all'affrontare la vita, i sentimenti e i progetti. Leone, a proposito di vita, sentimenti e progetti, un po' funestati da un Urano che incombe su Venere e Marte, inizia adesso un periodo di grande possibilità di recupero per le coppie per una crisi affettiva, quindi oggi gioite e siate dolci nonostante ancora lamentate certi stress che ancora vi tediano. Vergine, bellissima la luna in trigono che oggi muove dei sentimenti molto importanti. Ecco, inizia proprio da lunedì forse una suggestione affettiva che durante lo svolgersi della settimana vi darà tante risposte ma anche tanti interrogativi. Bilancia, è un plenilunio anche per voi come per l'Ariete, visto che siete alla stessa distanza tra Cancro e Capricorno, entrambi di quadratura. Forse oggi proprio non vi va giù qualcosa, ma all'affrontarlo vi aiuterà sicuramente a rendere migliore tutto quanto. Scorpione, una giornata che presuppone una ripresa e finalmente le stelle vi vogliono un pochino più confortati, inizia un periodo di restaurazione affettiva e una messa in moto di meccanismi autoprotettivi che vi garantiranno un fattore d'uscita più immediato dalle vostre vicissitudini, quindi forza Scorpione. Sagittario, una luna chiara in seconda casa vi fa avere la prospettiva ideale per tutto. Oggi è la giornata ideale per un colpo di fulmine, per un abbaglio, per fiutare un affare fortunato, quindi forza, lanciatevi, se sentite l'istinto vibrare, seguitelo. Capricorno, siete uno dei due assi su cui si poggia questo plenilunio. La luna nei vostri gradi vi rende un po' più dolci e finalmente vi mette davanti a un problema che per un paio di mesi non volevate ammettere. Probabilmente, forse, qualche sentimento per qualche altra persona vi fuorvia un po'. Dovete scegliere, siete un bivio. Acquario, non vi manca certo lo stimolo, la suggestione e l'emotività. Oggi è una giornata molto particolare, tra sogni e intuizioni, tutte da sfruttare. Attenzione a non farvi troppo condizionare, siate sempre lucidi, ma siete il segno dei ghiacci, in fondo non c'è da farvi nessuna raccomandazione, tesaurizzate però ogni impressione. Pesci, giornata oggi molto romantica, visto che il plenilunio poggia su... Martin McFly, un ragazzo di 17 anni insoddisfatto della sua vita, scopre che il suo eccezionale amico, lo scienziato Emmett Brown, affettuosamente chiamato Doc, ha inventato una macchina del tempo. Involontariamente Marty si ritrova catapultato nel 1955 con la possibilità di modificare il corso della storia. Nonostante la trama vincente di Ritorno al futuro, il regista Robert Zemeckis, all'epoca poco conosciuto, e il produttore Steven Spielberg faticarono non poco per trovare qualcuno che lo distribuisse. Dopo essere stato completato nel 1981, il film dovette aspettare 4 anni prima di essere proiettato nelle sale statunitensi, il 3 luglio del 1985. È diventato un grande successo e ha dato inizio a una trilogia destinata a diventare un classico del genere fantascientifico e un'icona della società degli anni '80. Quante volte avete sperimentato situazioni che all'apparenza negative si sono rivelate positive alla fine? Gli anglosassoni utilizzano l'espressione a blessing in disguise, che significa una benedizione mascherata. In italiano invece comunemente diciamo non tutti i mali vengono per nuocere. Siete stati intervistati da noi e volete rivedervi in TV? Beh, cercate Sicilia Play su YouTube, lì ci saranno tutte le nostre produzioni. Il matto del giorno è Franz Kafka, scrittore simbolo del XX secolo e uno tra i maggiori esponenti del modernismo e del surrealismo. Fragile e incompreso, si sente oppresso, inutile e destinato all'insuccesso. Pur essendo timido e di poche parole, possiede un'intelligenza brillante e un raffinato senso dell'umorismo.
Franz è tormentato dal desiderio sessuale e prova disgusto per la carnalità del proprio corpo. Ha paura di impegnarsi, di sposarsi, ritiene che il matrimonio sia un ostacolo alla sua libertà di scrivere. Lascia le sue opere incomplete, le riprende e le riscrive di notte. Con misteriose metafore Franz trasforma l'angoscia della sua esistenza in incubi surreali. Ci salutiamo con la frase del giorno: buoni amici, buoni libri e una coscienza tranquilla. Questa è la vera vita. Non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.